Venerdì mattina, domani, i carabinieri della compagnia di Canicattì scorteranno la Ford Fiesta rossa condotta dal beato giudice Rosario Angelo Livatino nel momento in cui incontrò il martirio dal luogo in cui è stata gelosamente custodita negli ultimi 30 anni fino al complesso San Domenico di Canicattì, dove l'auto sarà esposta al pubblico per la prima volta in assoluto. Non era un'auto blindata, ma soltanto una piccola utilitaria, quella che la mattina del 21 settembre del 1990 il magistrato dichiarato beato guidava lungo la strada da Canicattì verso il tribunale di Agrigento, allorquando i sicari della SID sulla strada statale 640 all'altezza del viadotto Casena aprirono il fuoco. E quella Ford Fiesta rossa, ripresa nelle 1000 immagini che testimoniano il brutale omicidio del magistrato martire, lasciata al margine della strada dal giudice Livatino nel disperato tentativo di fuggire alla furia dei killer, resta nella memoria di tutti con i vetri infranti dai numerosi colpi di arma da fuoco sparati dai mafiosi. L'auto che si diceva fosse andata perduta è stata invece recuperata e lasciata dal padre del beato in eredità ad una persona molto vicina alla famiglia che l'ha parzialmente restaurata e ben conservata. Dichiarata bene di interesse culturale nel 2017, la Ford Fiesta rossa è stata usata durante le riprese del film Il giudice ragazzino. Ora, nell'anno della sua beatificazione, il proprietario ha deciso di affidarla fiduciariamente al comandante della compagnia dei carabinieri di Canicattì Pacifico, affinché questa reliquia civile possa essere esposta. La Ford Fiesta rossa del giudice Livatino, scortata dalle gazzelle dei carabinieri del nucleo radiomobile, sarà quindi trasferita al complesso San Domenico a Canicattì, dove venerdì e sabato resterà in mostra durante gli eventi della settimana della legalità, rassegna culturale attualmente in corso dedicata all'eredità civile, morale e spirituale lasciata dal beato Rosario Angelo Livatino.